La maggioranza che guida il comune di Nuoro sostiene la giunta del sindaco Andrea Suddu, ha chiuso la verifica e varato il nuovo esecutivo. Dalla coalizione rimane fuori la città in comune che stamattina ha comunicato al primo cittadino la decisione di uscire dalla maggioranza. La giunta passa da 7 a 6 assessori e il sindaco Suddu mantiene l'interim dell'assessorato dei servizi sociali che era stato riservato alla città in comune. Una decisione definita dalla maggioranza inaspettata e incomprensibile, soprattutto a fronte del fatto, si sottolinea nella nota, che gli era stato offerto l'assessorato più forte dal punto di vista della gestione delle risorse. Un terzo della spesa corrente del bilancio comunale è dedicato ai servizi sociali. La nuova giunta guidata dal sindaco Suddu è così composta: Sebastian Coco, assessore con delega alla cultura e pubblica istruzione, programmazione e politiche comunitarie; Marcello Seddone, affari generali, risorse umane, polizia municipale, viabilità e traffico; Antonio Belloi, assessore ai lavori pubblici, manutenzioni, protezione civile, cimitero e sport; Valeria Romagna, assessore alla promozione turistica, al SUAPE, all'edilizia privata, all'agricoltura, alle attività produttive, al turismo, al commercio e allo spettacolo; Giuliano Sanna, bilancio, controllo, gestione, pianificazione urbanistica, tributi, patrimonio, igiene e qualità urbana. Viene confermato alla carica di vice sindaco con funzioni vicarie Sebastian Coco. L'obiettivo del rimpasto deriva dalla necessità di rendere la squadra assessoriale più agevole per garantire risposte immediate ai cittadini, ha sottolineato nella nota il sindaco Andrea Suddu. Si tratta di piccoli aggiustamenti che garantiranno un miglior lavoro per tutti. L'amministrazione, conclude la nota, sarà infatti impegnata nella realizzazione dei progetti che riguardano il piano di rilancio del nuorese, il piano delle periferie e il progetto di Nuoro Capitale Italiana della Cultura 2020.